Ci sono cani che diventano famosi e poi ci sono cani che diventano simboli. Il cane corso e il mastino napoletano appartengono a questa seconda categoria. Non sono semplicemente due razze italiane, sono due modi diversi di raccontare una espressione, la forza. Da una parte c'è il cane corso, atletico, potente, esplosivo, oggi è uno dei cani italiani più conosciuti al mondo, allevato in decine di paesi e scelto da migliaia di appassionati. Dall'altra c'è il mastino napoletano, un gigante che sembra arrivare da un'altra epoca, pelle abbondante, testa, lasciatemi dire, monumentale, uno sguardo che assomiglia a quello di nessun altro cane. È un animale che non passa inosservato. O lo ami o non riesci a comprenderlo. Per anni queste due razze sono state messe una contro l'altra ed oggi forse per gioco lo stiamo facendo anche qua. Quale è più forte? Quale mi difende meglio? Quale vincerebbe? Domande che fanno milioni di visualizzazioni, ma che raccontano poco, perché il vero confronto non è quello, perché questi due cani, pur essendo così diversi, condividono una storia che pochi conoscono, o meglio, che pochi conoscono davvero. Una storia fatta di campagne di guerra, di povertà, di uomini che hanno cambiato mestiere, di intere tradizioni che sono scomparse, di tradizioni che si sono sapute rinnovare, ed è una storia che a un certo punto rischia di interrompersi per sempre. Per capire davvero il mastino napoletano, il cane corso, bisogna dimenticare almeno per qualche minuto l'Italia di oggi. Un'Italia in cui il cane era un compagno di vita, era un lavoratore, ogni animale aveva un compito preciso. C'era il cane da pastore, il cane da caccia, il cane da trasporto, il cane da guardia. E ancora esistevano quei grandi molossi utilizzati per custodire masserie, aziende agricole, cortili, bestiame, proprietà. Non vivevano per fare compagnia, vivevano perché servivano. Quando il loro lavoro finiva, spesso finiva anche ai noi la loro utilità, ed è proprio qui che succede qualcosa di enorme. Arriva il dopoguerra, l'Italia cambia a una velocità impressionante, le campagne iniziano a svuotarsi, le famiglie si trasferiscono nelle città, l'agricoltura cambia, le grandi proprietà vengono trasformate, la meccanizzazione sostituisce lentamente uomini e animali. E quando cambia il lavoro, cambiano anche i cani. È una regola che vale praticamente per tutte le razze da lavoro del mondo. Quando una funzione scompare, la razza entra in crisi. Ed è esattamente quello che accade anche ai nostri protagonisti che oggi andiamo a raccontare. Siamo abituati a vedere fotografie di mastini e corsi ovunque, sui social, alle esposizioni bellissime, negli allevamenti, nei film, ma c'è stato un periodo in cui incontrarne uno era tutt'altro che semplice. Entrambe le razze attraversavano una fase difficilissima, non solo da raccontare. Ed è importante però dirlo con precisione. Spesso si sente raccontare che fossero completamente estinte. Non è vero, ma è altrettanto vero che la loro consistenza numerica era diventata talmente ridotta da far temere seriamente la loro scomparsa come razze organizzate e riconoscibili. Ed è qui che il destino del mastino e quello del cane corso prendono due strade diverse. Per salvarli serviranno gli uomini. Visione, scelte e inevitabilmente compromessi, perché salvare una razza non significa semplicemente trovare due cani e farli riprodurre. Questo è quello che erroneamente
qualcuno si appoggia nella comodità a pensare, significa decidere quale tipo di cane dovrà rappresentarla in futuro, quale carattere privilegiare, quale struttura fisica mantenere, quali difetti accettare, quali eliminare. Ogni scelta costruisce il suo futuro e ogni scelta inevitabilmente lascia anche qualcuno scontento. E questo è il punto che spesso dimentichiamo. Noi osserviamo una razza come se fosse qualcosa di immutabile, come se fosse sempre esistita esattamente così. Ma quasi tutte le razze moderne sono il risultato del lavoro di generazioni di allevatori, di intuizioni, di errori, di successo, di discussioni e talvolta anche di polemiche durissime. Noi non facciamo niente di nuovo. Il mastino napoletano e il cane corso non fanno eccezione, anzi, probabilmente sono due degli esempi italiani più emblematici, perché la loro rinascita è stata straordinaria, ma non è stata identica. No, c'è chi sostiene che una delle due razze sia rimasta più fedele alle origini. C'è chi pensa esattamente il contrario, cioè che quella non avesse delle origini. C'è chi considera alcune scelte di selezione un capolavoro e chi invece le considera un errore dal quale non si è mai tornati indietro. Ecco perché questo documentario sarà un modo di raccontare e non un modo di processare. Non sarà un processo, non sarà un tifo da stadio, non sarà una gara a chi urla più forte. Cercheremo di raccontare i fatti, quelli documentati. E quando entreremo nei territori dove gli studiosi, gli allevatori, gli appassionati hanno opinioni differenti, lo diremo apertamente. Perché la cinofilia non è fatta soltanto di certezze. Ed è una grande prova di maturità è accettare questo. Ed è proprio questo a renderla così affascinante e a rendere noi così comunità, con questo grande senso di appartenenza. Alla fine di questo viaggio forse non avremo stabilito quale sia il cane migliore, ma avremo capito qualcosa di molto più importante, che cosa significa davvero salvare una razza e soprattutto quanto è sottile il confine tra conservare una storia e riscriverla, perché è esattamente quel confine che negli anni del dopoguerra si gioca il destino del mastino napoletano e di un uomo destinato ancora oggi a dividere profondamente il mondo della cinofilia italiana e mondiale. Se oggi pronunciate il nome mastino napoletano davanti a un gruppo di cinofili, succederà quasi sempre la stessa cosa. Nel giro di pochi minuti comparirà un altro nome, anche qua sotto, Piero Scanziani. Ed è impossibile raccontare questa razza senza parlare di lui, ma bisogna farlo con equilibrio, perché Scanziani ancora oggi è probabilmente una delle figure più discusse della cinofilia italiana. Per alcuni è l'uomo che ha salvato il mastino napoletano, per altri è colui che ha cambiato per sempre l'aspetto. La verità, come spesso accade, è molto più complessa. Facciamo un passo indietro. Siamo nell'Italia del dopoguerra. Il mastino, quello che oggi noi conosciamo come tale, non esiste ancora come razza. Ufficialmente definita non c'è. Esistono invece dei grandi morossoidi allevati soprattutto nell'area campana e nel mezzogiorno, utilizzati come guardiani di masserie, cortili e proprietà. Non sono tutti uguali, alcuni sono più alti, alcuni più asciutti, altri ancora hanno una pelle molto più abbondante. Non esiste ancora un modello unico ed è una differenza enorme. È proprio osservando questi cani che Scanziani rimane affascinato, non vede soltanto dei guardiani,
vede il possibile erede di un'antica tradizione italiana. Inizia così un lavoro enorme di ricerca, minuzioso, visita allevatori, parla con contadini, osserva decine di soggetti, fotografa, prende appunti, scrive, cerca di capire quali caratteristiche siano realmente tipiche e quali invece siano semplicemente variazioni individuali o soggettive all'interno di una collettività. Questo è un passaggio fondamentale perché quando una razza non è ancora fissata, qualcuno deve inevitabilmente decidere una direzione da prendere. Ed è esattamente ciò che accade. Scanziani propone un tipo preciso di mastino, un cane imponente, con una testa enorme, un'ossatura poderosa, una pelle abbondante, labbra importanti, rughe marcate, insomma un'espressione che trasmetta imponenza, ancora prima di aggressività. Per comprenderlo dobbiamo ricordare una cosa. In quegli anni il mastino non doveva vincere una gara di agility, non doveva fare sport, non doveva correre accanto ad una bicicletta per il fitness, doveva impressionare, punto. Doveva essere un deterrente, doveva bastare la sua presenza, cioè il suo lavoro era in qualche modo presenziale. Ed è proprio questa idea che guida gran parte della selezione iniziale. Nel 1946, in occasione di un'esposizione a Napoli, alcuni di questi cani attirano l'attenzione del mondo cinofilo. È uno dei momenti simbolici della rinascita della razza. Negli anni successivi arriva anche il riconoscimento ufficiale. Il mastino napoletano inizia lentamente a diffondersi. Potrebbe sembrare un lieto fine, in realtà è soltanto l'inizio, perché proprio da questo momento nascono discussioni incredibilmente continuano ancora oggi. La domanda è semplice: il mastino moderno rappresenta davvero il cane che viveva nelle campagne del sud, oppure rappresenta una interpretazione che alcuni allevatori hanno dato di quel cane? Attenzione, questa domanda non riguarda soltanto il mastino, vale praticamente per tutte le razze recuperate da popolazioni residue. Quando esistono pochi soggetti, ogni scelta pesa enormemente nel futuro di quella razza. Quali caratteristiche fissare, quali eliminare, quale equilibrio cercare. Ed è qui che la figura di Scanziani divide. I suoi sostenitori ricordano una cosa fondamentale. Senza quel lavoro probabilmente oggi il mastino napoletano non esisterebbe. Quando una razza rischia di sparire, qualcuno deve prendersi delle responsabilità per salvarla e prendere decisioni. I critici invece sostengono che col passare degli anni la selezione abbia privilegiato sempre di più alcuni aspetti estetici, più pelle, più rughe, più abbondanza, più spettacolarità, fino ad arrivare, secondo loro, a soggetti lontani da quel cane rustico che lavorava nelle masserie. Chi ha ragione? La risposta è meno semplice di quanto sembri, perché bisogna distinguere il lavoro iniziale di recupero di ciò da ciò che è accaduto poi. Una razza infatti non viene costruita da una sola persona. Ogni generazione di allevatori aggiunge qualcosa, talvolta migliora, talvolta esagera, talvolta corregge gli eccessi della generazione precedente. È un processo in divenire continuo ed è forse ingiusto attribuire tutto, nel bene o nel male, a un solo uomo. Esiste però un tema sul quale oggi c'è una sensibilità molto maggiore rispetto al passato: la funzione, la funzionalità. Negli ultimi decenni la cinofilia internazionale ha iniziato a interrogarsi sempre di più su alcune tematiche, caratteristiche estetiche e su quanto queste possano influire sulla salute e sulla qualità della vita di un cane. È una riflessione che riguarda moltissime razze, non soltanto il mastino napoletano. Basti pensare ai cani brachicefali, ai grandi giganti selezionati, quelli
taglie estreme o ad altre razze in cui la ricerca dell'aspetto ha talvolta superato, pregiudicato la funzione stessa. Anche il mastino è entrato inevitabilmente in questa discussione. Oggi moltissimi allevatori stanno cercando un equilibrio diverso, un mastino che conservi tutta la sua imponenza, ma che sia anche più efficiente nei movimenti, più sano, più longevo, più funzionale, ed è interessante osservare come in un certo senso la razza, continuando a evolversi proprio come ha sempre fatto, più o meno ci sta provando. Forse questa è la lezione più importante. Noi spesso immaginiamo le razze come fotografie, in realtà assomigliano molto di più a un film, cambiano lentamente, si adattano, correggono gli errori, seguono la società, seguono gli uomini, seguono il tempo. Ma mentre il mastino napoletano prendeva questa strada, centinaia di chilometri più a sud stava accadendo qualcosa di completamente diverso. Un altro cane italiano stava aspettando qualcuno che ne riconoscesse il valore, un cane meno appariscente, più asciutto, più atletico, più veloce e forse per questo destinato a conquistare il mondo con un percorso completamente differente. Per raccontare quella storia dobbiamo lasciare Napoli e scendere nelle campagne della Puglia, della Basilicata, della Calabria, perché è lì che il destino del cane corso ricomincia a prendere forma. Se il mastino napoletano è rinato attorno all'idea di un grande guardiano monumentale, la storia del cane corso segue una strada completamente diversa. Per molti anni il cane corso non vive nei salotti della cinofilia, vive dove ha sempre vissuto, nelle campagne, tra gli allevatori, nelle masserie. Accanto a chi lavora la terra, è un cane che non ha bisogno di essere bello, ha bisogno di essere utile. Ed è proprio questa la parola che probabilmente lo descrive meglio, utile. Il cane corso non nasce per fare una sola cosa. È un autentico cane polivalente, è un'idea moderna. Custodisce la proprietà, accompagna il bestiame, tiene lontani gli estranei, interviene quando serve contenere un animale difficile. Segue il proprietario ovunque, è il cane della giornata di lavoro, non della singola mansione. Per questo motivo il suo corpo racconta una storia diversa rispetto a quella del mastino. Guardatelo bene, ha meno pelle, una testa importante ma mai sproporzionata, una muscolatura asciutta, un torace potente, un movimento sorprendentemente fluido. È un cane costruito per muoversi e questo dettaglio non è secondario. Perché un cane che lavora tutto il giorno non può permettersi di sprecare energia. Ogni chilo in più è fatica. Ogni movimento inutile è uno svantaggio. Ogni eccesso diventa un problema. Ed è probabilmente proprio questa continua selezione funzionale, non naturale, operata per decenni dai contadini, più che dagli allevatori, ad aver mantenuto il cane corso così atletico. Ma anche lui, come il mastino, arriva a un bivio. Con l'abbandono progressivo del mondo rurale, questi cani iniziano a diventare sempre più rari. Non ci sono più le masserie, spariscono anche i cani, ne abbiamo parlato prima. Non spariscono però completamente, ma finiscono quasi per essere invisibili. Esistono. Ecco, mi piace questa. Esistono. Solo che quasi nessuno li cerca più. Ed è qui che entra in scena un altro gruppo di persone. Negli anni 70 alcuni appassionati iniziano a percorrere le campagne del sud Italia. Non stanno cercando un cane da comprare, stanno cercando una razza. Visitano paesi, parlano con anziani allevatori, chiedono informazioni, discutono con i contadini, osservano i cani rimasti, fotografano, misurano, confrontano. Un lavoro enorme, gigantesco.
molto diverso da quello che oggi immaginiamo quando pensiamo alla selezione. Non esistono banche dati, non esistono test genetici come quelli moderni, esiste il territorio ed esistono gli ultimi cani che ancora svolgono quella funzione, il lavoro di cui parlavamo prima. Da questa ricerca nasce un progetto di recupero che coinvolgerà allevatori, studiosi appassionati fino alla costituzione della società specializzata dedicata alla razza e al successivo riconoscimento ufficiale. Un percorso straordinario, una storia bellissima, fatta di discussioni, di confronti, di scelte. Ma c'è una differenza sostanziale rispetto alla storia del mastino napoletano. Nel cane corso il punto di riferimento rimane quasi sempre il cane funzionale. La stella polare è la funzionalità. L'obiettivo dichiarato è conservarne il più possibile la sua efficienza. Questo significa che anche l'estetica viene interpretata attraverso la funzione. Dibattito enorme. La testa deve essere importante, ma non da ostacolare il movimento, quindi collo e spalla. Il corpo deve essere potente, ma senza perdere di agilità. Il cane deve impressionare, ma deve soprattutto poter lavorare. Questa filosofia accompagnerà gran parte dello sviluppo moderno della razza. Naturalmente anche il cane corso cambia. Sarebbe ingenuo pensare il contrario. I corsi di oggi non sono identici ai corsi fotografati 50 anni fa e anche oggi c'è qualcuno che lamenta la non densità tipica di 50 anni fa. L'allevamento selettivo modifica inevitabilmente una popolazione. Alcune linee diventano più massicce, altre più sportive. Alcuni allevatori privilegiano l'espressione, altri il movimento. Altri ancora quelle caratteristiche caratteriali che li hanno colpiti, ma nel complesso il cane corso conserva una reputazione molto precisa, quella di essere un molosso sorprendentemente dinamico, ed è proprio questo che negli ultimi 20 anni gli permette di conquistare il mondo. Oggi il cane corso è allevato praticamente ovunque: Europa, Stati Uniti, Canada, Sud America, Australia, Asia. In molti paesi è diventato il simbolo del grande cane da famiglia con spiccate capacità di guardia. Ma attenzione, questa enorme diffusione porta con sé nuovi problemi. Quando una razza diventa di moda, aumentano gli allevatori seri, ma aumentano anche quelli improvvisati, aumentano le cucciolate fatte soltanto per il mercato e aumentano le selezioni orientate solamente per l'aspetto e aumentano inevitabilmente anche i soggetti che si allontanano dal modello ideale. È un fenomeno che nella storia della cinofilia si conosce molto bene. Ogni volta che una razza esplode, commercialmente la responsabilità degli allevatori diventa ancora più importante, perché selezionare non significa soltanto produrre e vendere poi cuccioli. Significa custodire un patrimonio genetico, un'idea, una intuizione, ed è curioso osservare come a questo punto della storia il mastino napoletano e il cane corso tornino improvvisamente ad assomigliarsi. Entrambi sono stati recuperati quando rischiavano di scomparire. Entrambi devono la loro esistenza moderna al lavoro di uomini che hanno creduto in loro e determinato la loro rinascita. Entrambi hanno dovuto affrontare il difficile equilibrio tra identità, funzione ed estetica. Ed entrambi continuano ancora oggi ad evolversi. Questo è forse il messaggio più importante. Le razze non sono fossili, sono organismi viventi, cambiano con la società, cambiano con le esigenze degli uomini, cambiano con le idee degli allevatori, a volte giuste, a volte sbagliate. La domanda allora non è se siano cambiate, la domanda è
come siano cambiate e soprattutto quale delle due è rimasta più vicina al cane, quello che un tempo lavorava nelle campagne, nelle masserie, nei campi italiani. Per rispondere dobbiamo finalmente metterle una di fronte all'altra, non per decretare il vincitore, ma per capire come due cani nati dalla stessa cultura abbiano finito per rappresentare due filosofie completamente diverse dalla selezione cinofila e della selezione cinofila. A questo punto del viaggio possiamo finalmente metterli uno accanto all'altro, non per stabilire quale sia il migliore. Abbiamo cercato di essere imparziali nello studio, nell'approfondimento, nella lettura, nell'uso delle informazioni, ma tutto questo per capire, osservandoli oggi, che sembrano quasi appartenere a due famiglie diverse. Eppure non è così. Entrambe appartengono al grande universo di molossi italiani, entrambi condividono una storia rurale, entrambi nascono come cani da guardia, entrambi rischiano di scomparire. Allora dove nasce questa discrepanza così evidente, questa differenza così evidente? La risposta è una sola, la funzione. Questa parola che continua a tornare perché è la funzione molto più dell'estetica ad aver modellato ogni parte del corpo di un cane. Prendiamo il mastino napoletano. La prima cosa che colpisce è la sua presenza. Non serve che abbai, no, non serve che corra, spesso non serve neppure che si muova. La sua figura comunica un messaggio chiarissimo: qui ci sono io. È un cane che occupa lo spazio, che lo domina, che esercita una pressione psicologica ancor prima dell'intervento fisico. Questo è uno dei motivi per cui molti studiosi parlano del mastino come di un cane dal fortissimo potere deterrente. Il cane corso invece comunica qualcosa di diverso. Anche lui incute un grandissimo rispetto, ma la fa attraverso il movimento, attraverso l'attenzione, attraverso quella sensazione di energia che per proprietà transitiva trasmette, sempre pronta a trasformarsi in reazione o coazione. Guardate un corso quando osserva qualcosa. È difficile sorprenderlo distratto se ne avete uno di qualche amico. Sembra analizzare continuamente ciò che accade intorno a lui. Il mastino invece dà spesso l'espressione opposta, quasi pigro, quasi indifferente, ma è davvero così? In realtà no, è semplicemente un modo diverso di gestire la propria energia nello spazio, cioè diverso la gestione del proprio corpo nello spazio in modo diverso. Molti proprietari di mastino raccontano una cosa curiosa. Per ore sembra non succedere assolutamente nulla, poi nel momento in cui il cane ritiene che esista un problema, cambia completamente atteggiamento, come se pensasse da 0 a 100 senza preavviso. Il cane corso invece tende a mantenere una vigilanza proattiva, una vigilanza molto più continua. Sono sfumature, ma chi mastica cani e cinofilia sa di cosa parlo. Sono sfumature che raccontano due filosofie e questo ci porta a un tema delicatissimo, il carattere. Qui bisogna fare molta attenzione, perché nessun cane è la fotocopia dell'altro. L'educazione, la socializzazione, la selezione influiscono enormemente sul comportamento. Detto questo, esistono tendenze di razza. Il mastino viene spesso descritto come più riflessivo, calmo, misurato, meno incline a sprecare energie. Il cane corso, al contrario, è generalmente più reattivo, più rapido nell'apprendimento, più disponibile alla collaborazione con il proprietario. Ed è proprio questa caratteristica che lo ha reso molto apprezzato anche nelle moderne attività di educazione, addestramento e tutto ciò che porta a quella dinamica di convivialità con il genere umano moderno. Attenzione però,
Più collaborativo non significa automaticamente più facile, perché il cane corso rimane un cane importante fisicamente, mentalmente, emotivamente. Richiede competenza, coerenza, tempo, esattamente come il mastino napoletano. Poi c'è la questione della salute ed è un argomento che non possiamo evitare. Per anni nel mondo della cinofilia si è parlato quasi esclusivamente di bellezza. Oggi, fortunatamente, si parla sempre di più di funzionalità. Un cane deve essere bello, sì, ma deve anche respirare bene, muoversi bene, vivere bene e possibilmente vivere a lungo accanto a noi. Il mastino napoletano, proprio a causa della sua mole e di alcune caratteristiche fisiologiche, richiede un'attenzione particolare nella selezione. Il cane corso, pur essendo generalmente più atletico, non è certo immune dai problemi tipici delle razze di grande taglia, displasia, patologie articolari, alcune malattie ereditarie. Per questo motivo scegliere un allevatore serio, riconosciuto, non è un dettaglio. È probabilmente la decisione più importante che un futuro proprietario possa prendere, perché la qualità della selezione incide direttamente sulla qualità della vita del cane. Ma ora affrontiamo forse il mito più diffuso. Il mastino è il cane più forte, il corso è il combattente perfetto. Conosciamo tutti i meme di ogni tipo. Sono frasi che si leggono continuamente sui social, hanno poco valore se non definiamo una domanda fondamentale. Forte per fare cosa? Perché la forza non è una sola. Esistono diverse espressioni di forza. Esiste la forza fisica, la resistenza, l'esplosività, la capacità di recupero, la stabilità emotiva, la determinazione, la sopportazione del dolore. Ridurre tutto a un ipotetico scontro significa non aver compreso il motivo per cui queste razze sono nate. Un buon cane da guardia non è quello che combatte di più, è quello che riesce a evitare lo scontro, perché la sua sola presenza basta a scoraggiare un'intrusione ed è forse questa la più grande qualità condivisa dal mastino napoletano e dal cane corso. Entrambi, quando sono equilibrati, non cercano il conflitto, lo gestiscono, lo controllano, lo affrontano soltanto quando ritengono che non esistano più alternative. È una differenza enorme, è una differenza che spesso sfugge a chi guarda soltanto fotografie o video di pochi secondi, perché questi cani non sono stati creati per dimostrare qualcosa, sono stati creati per assumersi delle responsabilità, proteggere. Ed è proprio questa parola, forse più di qualsiasi altra, a unirli ancora oggi. Ma allora, se condividono così tanto, perché uno è diventata una delle razze italiane più diffuse al mondo, mentre l'altro è rimasto un gigante raro, quasi di nicchia? La risposta non riguarda soltanto i cani, riguarda noi. E racconta molto di come è cambiata la società italiana negli ultimi 70 anni. Forse arrivati a questo punto qualcuno si aspetta ancora una risposta, va bene, ma quindi chi è il migliore? Il mastino napoletano o il cane corso? La verità è che questa domanda è sbagliata. Ed è sbagliata per lo stesso motivo per il quale sarebbe assurdo chiedersi se sia migliore un trattore o un camion. Sono stati costruiti per fare cose diverse, con filosofie diverse, in epoche diverse, in mondi diversi e per rispondere a esigenze diverse. Il mastino napoletano rappresenta probabilmente una delle immagini più potenti che la cinofilia italiana abbia mai prodotto. È un cane che sembra scolpito, monumentale, quasi ancestrale, e quando lo guardi hai la sensazione di osservare un animale appartenente a un altro tempo. È una razza che suscita delle emozioni ancora prima di essere compresa. Il cane corso invece racconta un'altra Italia, quella praticosa, operosa, contadina, risoluta, l'Italia che chiedeva al cane di fare 100 lavori diversi senza mai lamentarsi. Era un cane, oggi diremo, con molte skills, è meno teatrale forse, ma proprio per questo ha conquistato il mondo, perché ancora oggi
riesce ad adattarsi meglio alle esigenze di moltissime famiglie esperte. Ed è qui che il destino delle due razze prende definitivamente strade diverse. Il cane corso continua a crescere. Ogni anno aumentano iscrizioni all'ENCI, alla FC, la diffusione internazionale. Viene allevato praticamente ovunque, è entrato nell'immaginario collettivo come il grande molosso italiano moderno. Il mastino napoletano invece ha seguito un percorso diverso. È rimasto una razza più rara, di nicchia, più difficile, più specialistica. Una razza che richiede conoscenze profonde e forse anche una gran buona dose di coraggio, perché vivere con un mastino significa accettare un cane fuori dagli schemi, con esigenze particolari, con una gestione diversa, con una presenza che cambia completamente il rapporto tra il proprietario e il mondo esterno. Ma attenzione, essere raro non significa essere inferiore. Così come essere diffuso non significa sistematicamente essere superiore. Significa semplicemente che la società è cambiata, pensiamoci. Quanti di noi oggi vivono in una masseria? Quanti devono proteggere ettari di terreno? Quanti hanno davvero bisogno di un guardiano che viva 24 ore su 24 all'interno di una grande proprietà? Pochissimi. La maggior parte delle persone vive in città o in ambienti più o meno controllati, a ritmi completamente diversi, spazi completamente diversi, esigenze completamente diverse, ed è inevitabile che il cane ideale cambi insieme all'uomo. Succede da migliaia di anni, continuerà a succedere, ed è qui che vorrei lasciare una riflessione. Quando discutiamo di razze canine, spesso ci comportiamo come tifosi, difendiamo il nostro cane, attacchiamo quello degli altri. Cerchiamo continuamente classifiche, primi posti, campioni, e questa cosa non è bella, perché è bello il bassotto ed è bello il mastino. Ma le razze non nascono per vincere una classifica, è divertente farle, è un esercizio divertente. Ma le razze nascono per risolvere un problema. Ogni razza è la risposta che l'uomo ha dato in un determinato luogo e in un determinato momento storico a una necessità concreta. Il mastino napoletano è una di quelle risposte, il cane corso è un'altra risposta. Entrambe raccontano il genio, l'ingegno, l'esperienza di generazioni di allevatori, contadini e uomini che molto spesso non scrivevano libri, non partecipavano a talk show, non avevano social network, semplicemente osservavano i loro cani e quello che serviva, li facevano lavorare, sceglievano quali meritassero di trasmettere quel patrimonio genetico, talvolta quelli che restavano in vita, perché no? Questa è stata la vera selezione, molto prima delle esposizioni, molto prima dei pedigree, molto prima delle polemiche, ed è forse questa la lezione che dovremmo, io per primo, portarci a casa. Perché in fondo il mastino napoletano e il cane corso non sono soltanto due razze, sono due pezzi della nostra storia. Due modi diversi di interpretare il rapporto tra l'uomo e il cane, due patrimoni culturali italiani, ed è proprio per questo che meritano rispetto, anche quando non ci piacciono, anche quando preferiamo l'uno all'altro, perché ogni volta che una razza scompare non perdiamo soltanto un cane, perdiamo un modo di raccontare il paese che siamo stati, un modo di lavorare, un modo di pensare, perdiamo una pagina della nostra storia, ed è forse proprio questa la vittoria più importante, non quella del mastino, non quella del cane corso, ma quella di tutti coloro che, quando queste razze sembravano destinate a diventare soltanto un ricordo, decisero di non lasciarle morire, con idee diverse, con metodi diversi, ma con un obiettivo comune: consegnare alle generazioni future due simboli della cinofilia italiana che noi oggi siamo qui a raccontare e a proteggere. Starà a noi adesso fare in modo che il futuro non dimentichi ciò che il passato è riuscito con tanta fatica a salvare.